Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Siamo in Francia, Paul Ricard. E ragazzi, non ho tempo in griglia, è veramente gara difficile. Chiaramente solo per questa gara ci sarà una traiettoria in curva perché non capisco niente con le linee blu. È veramente una gara che, dir brutta, è dire veramente, veramente poco. Buon raga, allora abbiamo, questa è la strategia. E niente fiori, andiamo e l'obiettivo è fare più punti possibili. Tempo previsto, vai ragazzi. Rock and roll. Vai. Si parte Gran Premio di Francia con Hamilton molto molto indietro. Piano 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 piano. Cerchiamo di non cappellare la prima curva, grazie. Guarda con come si è buttato con... Siamo decimi, perdiamo una posizione rispetto alla partenza. Ripresa subito. Ma sarà molto molto dura. Sarà very very dur. Ok, qua si consuma tanto, quindi subito mettiamo miscela... C'è erogazione, scusate, alta. Qua non siamo per niente competitivi, però raga, purtroppo è una gara che non amo, sono addirittura costretto a mettere la traiettoria solo per sta gara perché non ci capisco. Una mazza. Tutte ste linee blu, sto casino, veramente una delle gare più brutte secondo me della storia. Forse paragonabile solo a quelle della Corea e dell'India, che proprio non mi piacevano. Mamma mia. Ok, anche Sainz superato. Ok, abbiamo superato la fase iniziale, adesso proseguiamo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Mi fa piacere. Dal 4 al 7 la sosta. Bisognerà valutare bene, stando molto attenti. Perché forse qualcuno sta rallentando. Abbiamo davanti Charles Leclerc. C'è davanti una Force India davanti a tutti, incredibile. È lei che sta rallentando Godo. Godimento di una devastazione massima proprio, scusate le licenze poetiche comendiane, ma ci stanno. La Force India mi sta un po' rallentando il Stiamo gruppetto. accumulando usura su MGUK. Dobbiamo moderare la modalità di erogazione delle RS. Stai buono, stai. La Force India davanti mi permette di ancora non perdere troppo perché veramente questa non è la nostra gara e si vede. Faccio molta fatica. Ok. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Incredibile Force India. Che sta rallentando tutto il gruppone. E godo. E stragodo. Cioè non voglio andare in box quando c'è la super coda e quindi cercheremo di aspettare. Bella occasione, siamo stati fortunati e comunque la Force India ha rallentato il gruppo. Incredibilmente ancora prima, non so come, ma... Solo il Cume ha vinto con la Force India, Per il momento nessun ritiro.
Attento, come ecco, lo sapevo. Mignottona ladra, lo sapevo. Niente, riesco a prendere Leclerc, ragazzi, purtroppo, per quanto ci sia Perez a rallentare tutti. Non c'è il passo, non c'è sto fottutissimo passo. Ancora la prossima penalità. Ehi, sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. L'unico al mondo che taglia per non guadagnare niente. Ora puoi rientrare ai box. Incredibile. Solo il Kuma può fare sti errori. Madonna, che gara di me. No, ma sta gara, ragazzi, cioè a chi piace sta gara deve spiegare il perché, me lo deve spiegare, cazzo. Guarda che trenino, guarda che trenino. Mamma mia. La stavamo perdendo qua. Attenzione Sainz, non ci siamo. Il pacchetto per porre Ricciardo non è certo il migliore. Poi con un Kuma così ancora meno. Intanto attenzione, si fa superare Perez e adesso sono dolori. Ti stiamo aspettando, rientra a questo giro. Adesso vediamo quanti rientrano i box. Cerchiamo di capire la situation. Entriamo anche noi. Leclerc è ai box. Ok. C'era poca coda, ho preferito rientrare. Vai ora. Vai, perfetto. Molto bene. Siamo stati bravi, dai, va bene. No! Ce la fa Leclerc a starmi davanti. Incredibile. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Incredible. Sono attenti che le gomme sono fredde. Ci ho provato. Adesso speriamo ci sia traffico per gli altri. Dobbiamo cercare di spingere il più possibile. Anche se ripeto, sta gara per noi è veramente dura. Adesso chiaramente dobbiamo pregare che non ci sia safety car, se no la gara è finita. Forse avevo anticipato troppo la sosta, chi lo sa, lo staremo a vedere. In questo momento siamo ultimissimi. Adesso è il momento di spingere. Era molto difficile Paul Ricard, troppo difficile per i miei gusti. Il mio compagno ai box. Max è rientrato ai box. Max ai box. Andiamo leggermente lunghi, tantissime macchine ai box. Dai, prendiamole tutte. Boom. Yes! Superate tutte, siamo decimi. Strategia corretta, però c'era Ikonen, mamma mia, c'è Kimi dietro, sarà durissima con Kimi dietro. Leclerc forse c'è più passo adesso con le super soft. C'è più passo con le super soft, dai! Dai Comendino, che forse adesso stiamo prendendo il ritmo. Dai che forse adesso ce lo prendiamo il ritmo. Dai che abbiamo recuperato molto su Charles.
Mi dispiace non poter fare il 50%, ma per un po' sarà così, ragazzi. Il distacco da quella dietro è 3,2 secondi. Non ci credo. Non ci credo. Niente, sta gara proprio non mi vuole andare giù. 3 secondi di penalità. Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Addirittura penalità non mi capitava da una vita, ma porco diaz. Ma dai, ma non ho guadagnato niente, ma vaffanculo. Guarda che recupero, guarda che recupero. Non ci credo, guardate che rimonta, terzo. Non ci voglio credere. Che beffa, era podio. Che beffa, era podio. Strategia perfetta ai box. Strategia perfetta ai box, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Gomme super morbide sulla vettura davanti a te. La vettura davanti monta gomme super morbide. Per rimanere terzo, ma 3 secondi non li prendo a Charles neanche se vuoi. Saltano i nervi. Saltano i nervi al Cuba. Sono saltati i nervi al Cuba. Ma porco Diaz, Diaz. Vaffanculo, vaffanculo. C'era stata la super rimonta. Poteva essere podio e chi lo sa. Perché veramente stavo tirando bene. E ho vanificato tutto così. Vale, non ho parole. Per 3 tagli che non mi hanno fatto guadagnare neanche un millesimo. E forse va a vincere la Force India. Potevo anche vincerla se volevo, non so come, ma comunque terzo me la giocavo con Leclerc per il podio, incredibile. Azzeccata la strategia. Penalità vergognosa. Mi sento tanto Max Verstappen in questo momento. Con le sue 2000 penalità. Non vado neanche in zona punti qua. Incredibile, era veramente una rabbia atroce. Rabbia atroce per Veneziano. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix zitto. 2. Veramente una beffa che non ha senso. Non ha senso proprio. Mi hanno graziato su curve in altre gare ben più pesanti, dove magari per sbaglio andavo a tagliare per cercare di recuperare, e qua invece è arrivata una penalità in una gara che veramente odio. Non farò mai 3 secondi su Gasly neanche se vuoi. Chiaramente ritiri neanche uno. Dai Cazzus, dai. Devo cercare di dare tutto, devo dare tutto per tenere almeno la 7ª posizione, ma 3 secondi che si... Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Come si era messa bene, come si era messa bene con quella sosta subito. Loro in mezzo al traffico di Perez hanno perso terreno.
Potevo beccarmi un podio bellissimo e invece solo cazzate. Poi ho fatto anche l'errore. Ho perso la testa. Guarda, qua rischio anche. Spero di finire almeno 10º, ma la vedo dura. Ho perso proprio la testa, ho perso. No, non riesco a guadagnare niente, ma non arrivo neanche decimo. Distacco dal pilota in testa, 10,2 secondi. Ma dai, ma andate a cagare, va. Commissari di merda. Commissari ridicoli. Ritiri davanti nessuno, chiaramente, perché sia mai di fare qualche ritiro davanti. La Force India va a vincere, gara stranissima. Gara che veramente non ha un senso logico. No, lungo, torniamo che non ci siano altri 3 secondi, perché col culo che abbiamo. Adesso non riesco neanche a prendere Sainz, cioè boh, capisco, faccio la rimonta per i box e dopo non prendo Sainz. Cioè sta gara veramente incredibile. È veramente da una vita che non prendevo penalità. Cercando di dare tutto, ma abbiamo da Hülkenberg 1 secondo e 7. Dovrei fare veramente giri da fenomeno, cosa che purtroppo non sono. Il turbocompressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Ma stai zitto te, il turbocompressore della minchia. Ma va a cagare, dai. Ridicolo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. 2,10 da Hülkenberg. Devi rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. Dai almeno settimo. Dai almeno settimo. Che non mi fa neanche bene lottare con questi adesso. Tanto non posso recuperare da Sainz. 3 secondi in 2 giri. Devo togliermelo dai coglioni a tutti i costi, dai. Sainz, vaffanculo. Ecco. Non ci voglio che sì. Abbiamo dato un'occhiata ai danni e secondo noi puoi proseguire. Pazzesco. Ci costerà un po' in termini di tempo, ma comunque siamo quasi alla fine della gara. Pazzesco Sainz, guarda che roba. Sì, la botta, ma incredibile. Il classico Bottas, ma vaffanculo, non ho parole, adesso mi fa rallentare, mi fa perdere tempo. 1,9, perso 1 secondo, 1 secondo ho perso. Non la tengo più. Che gara, guarda. Veramente lo schifo più totale. Vara, Bottas come rallenta, perché sa che sono in lotta per il mondiale, Vara, come nella realtà, fa lo scudiero, fa. Vara, se la faceva a tenere i 3 secondi, se non facevo quella cagata, ma dai. Va bene. Va, sto zitto che è meglio perché oggi bestemmia in polacco antico peggio delle Weekend League. Colpa di Valtteri. La solita merdina finlandese. Abbiamo Hamilton dietro addirittura. Sì, ciao. È stato bello. La 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 la.
Faccio fatica a tenerla bene perché l'alettone è comunque arancione. Quindi. Non la tengo più. Non finiamo neanche in zona punti. Potevamo fare il podio. Se guardate l'alettone da una parte è arancione. Sei all'ultimo giro. Hamilton sta portando dietro gli altri. Proprio tutte le sfighe a me. Tutte le sfighe a Veneziano oggi. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ma a me non me ne fotte un cazzo. Tutta colpa di una penalità che mi ha fatto perdere la testa. Ma sì, dammene un'altra. Ma cosa? Fare incredibile, incredibile, guarda. Mamma mia che nervoso, ho perso proprio la testa, Gigi. Gigi. Magnussen fuori. No, non mi passi. Non mi passi in pista, stronzo. La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Pioggia tra 10 adesso minuti. che mettiamo il 25 va a cagare, va. Adesso sono tutte le gare bellissime con pioggia. Incredibile. Ma mi ritiro che è meglio. Non ho parole. Ma vaffanculo. Male, molto male. I piloti escono. Alla fine vince il Bibitaro, Leclerc terzo, la Cecchio terzo, varrà. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Ottimo risultato. Veneziano sprofonda a meno 34. Il suo vantaggio in cima alla classifica. Luca Filippi. Costruttori, sprofondiamo terzi. Bellissimo mondiale. Ma rabbia incredibile. Sono proprio ritirato per dimostrare a queste merda della FIA che preferisco ritirarmi. Ottima giornata. Ma stai zitta, va. Succhia. Sembra che il tuo rivale ti abbia dato una bella lezione. Ecco, si incazza anche il Red Bull. Hai sbandato in qualche occasione. Ti mancava aderenza? Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Ottimo, ed è tutto. Guarda, sotto il comodone veneziano sono incazzato ai massimi. Ciao!